Ciao, io sono il sociologo di un quartiere molto particolare chiamato Borgo Stazione, dove ci sono addirittura 2 moschee e c'è l'esercito che lo sorveglia 24 ore su 24. Ma noi, con alcuni amici, abbiamo cominciato a raccontarlo in un altro modo. Volete vedere? Come fa a rifiorire Borgo Stazione, il quartiere delle Magnolie, biglietto da visita della città per chi arriva col treno. 64 popoli che coabitano in un fazzoletto di terra che ha cambiato nome nell'immaginario da quando sono arrivati gli stranieri, ha sottolineato il sociologo Marco Corioles in un incontro in cui si è parlato di come ricucire il quartiere al resto del tessuto urbano. Alle 10 in via Percoto 6. Marino Pisentini. Buongiorno signor sindaco, mi scusi vice sindaco. Buongiorno. Che cosa ci fa in questo quartiere? Beh, è un quartiere malfamato, quindi volevo vedere con i miei occhi che insomma fosse realmente così, ecco. Quindi ho incontrato te, questo mi è confermato. Ecco, ti assicuro che se vuoi ti porto nei posti giusti, ok? Bene, allora andiamo. Mi dici qualcosa di destra su questo quartiere? Qui vivono solo migranti che fanno casino e si drogano. Sono venuto a intervistarla. Intervistare chi? Il mio sociologo. Padre Jacques, Da dove vieni? dalla Palestina. Cosa fai in Borgomondo? Ho l'associazione L'Arca della Paz che si occupa proprio di Palestina. Mi segui proprio? Ciao Marco, sono venuto a vedere la conferenza. Il video di Marco Corioles? Sì, il video di Marco Corioles, quello che mi hai mandato tra l'altro. Certo. Adesso, sì, bellissimo. Ti piace via Roma? Via Roma a casa mia. Siamo qua in molti, non solo in questa sala, ma rappresentanti anche delle istituzioni comunali, ci sono 5 assessori, ci sono 2 consiglieri comunali. Questo è un quartiere al quale teniamo. Marco fa un lavoro straordinario, questo dobbiamo riconoscerglielo, fa un lavoro che talvolta si sostituisce alle istituzioni pubbliche e quindi gli va dato merito e va ringraziato. La diversità dovrebbe essere convogliata come opportunità. La diversità è un elemento aggiuntivo, non sottrae qualcosa a qualcun altro. E in questa chiave, che credo sia la chiave che Marco oggi ha voluto un po' regalarci, la dobbiamo affrontare. Nasconderci i problemi che vediamo, che ci sono, che vanno affrontati non con interventi spot che evidentemente forse sanano un piccolo momento. Io credo che riusciremo a togliere spazio a quella socialità negativa con una socialità positiva, occupando lo spazio con attività culturali, sociali, economiche. Siamo legati a questo quartiere perché è un quartiere per alcuni di residenza, o storica o attuale, per alcuni di passaggio, ma è un pezzo di città che ognuno di noi ha vissuto. Preoccupazioni, problemi, ci sono anche tutte queste cose. Tanto ci vediamo sabato prossimo per la passeggiata delle Magnolie. Aver accettato l'imboscata. Voi sapete, io qui ho lavorato per 6 anni, dal 2000 al 2006. Ho visto trasformarsi la realtà. Arrivo di persone straniere che andavano ad occupare spazi che lasciavano tante famiglie italiane. Queste persone che sono arrivate con grandi, buone intenzioni e che hanno contribuito alla crescita del posto
ci sono stati una percentuale, magari minima, però c'è stata, che ha rovinato il convivere. Buongiorno signor Michele, lei non si ricorderà che io non so quanti anni fa assisto ogni giorno a scene incredibili. La presenza dell'esercito significa il fallimento della società civile. A Napoli siamo abituati da secoli ad essere multiculturali. C'è una scuola che funziona e funziona anche il pomeriggio e la sera e per forza di cose non ci può essere delinquenza attorno. Se invece noi le lasciamo chiuse, guardate, non sapete che cosa trovano. I collaboratori scolastici in tutte le scuole devono ripulire dalle siringhe. In tutti i quartieri, non ultimo la 4 novembre, dove io ho mandato le fotografie perché i genitori la domenica mattina non sono potuti andare al parchetto perché c'era di tutto sulle scale di una scuola. Il superamento dei confinamenti, sia geografici, per cui è un quartiere questo che va inserito in un contesto molto più ampio, altrimenti diventa un ghetto. Sono qua per raccontarvi una parte integrante non solo del quartiere ma della città, anche se al confine del quartiere la moschea di via Mariano Lagunare, che è dietro la stazione, ma vive nel cuore della stazione, in quanto è un luogo a cui appartengono diverse persone. Se il cattivo tempo ha costretto a rinviare la festa prevista per oggi in Borgo Stazione Udine, la pioggia non ha impedito lo svolgimento del dibattito sul quartiere più multietnico della città. Durante l'incontro, che si è tenuto nella sede di Spazio 35 in via Percotto, si è discusso del futuro del borgo, popolato per il 40% da stranieri di 63 nazionalità diverse. Quest'anno con i dati nuovi che presentiamo oggi ci sono delle novità, ossia l'avvenuto sorpasso degli stranieri italiani in 2 delle 11 vie di questo che è un piccolissimo quartiere, appena 2200 abitanti, un fazzoletto di cemento, ma in cui coabitano 64 popoli, incluso quello italiano, che è ancora maggioranza. Buongiorno.